Bentrovati i nostri telespettatori, abbiamo i dati della giornata odierna che sono stati comunicati e sono aggiornati ovviamente alle 7:30 di questa mattina, quindi sono i dati assolutamente appena usciti dall'azienda Zero della Regione Veneto. Come vedete il totale dei casi di coronavirus in regione è 1318, stiamo parlando di un più 269 nel giro di una giornata. Ecco, l'altro dato che, come vedete, diamo sempre a vedere come sono messi i ricoveri, soprattutto nelle strutture intensive. Guardiamo il dato complessivo, sono 83 persone, sono più 2 persone per quanto riguarda il ricovero in strutture intensive, che in questo momento vede il numero di 83 casi di coronavirus per i letti di terapia intensiva. Un numero importante, non è aumentato per fortuna con lo stesso livello, lo vediamo qua, di quelli che sono aumentati i casi in totale. Questo per quanto riguarda Padova, come vedete sono 358 in totale, il cluster di Vo resta stabile, Treviso 279, Venezia 205, Verona 150 e Vicenza 122. Questo per i cluster principali in assoluto. Se andiamo a vedere le singole ULS, per quanto riguarda i posti di terapia intensiva, soprattutto è Padova con 19 ad avere molte persone in terapia intensiva, nonché Mestre con 11 persone, Conegliano ha 8 persone, Treviso 6. Questi sono i dati essenziali. Poi c'è però, vediamo dove sono i dati particolari, sono Milano e Venezia. Questi i pazienti in terapia intensiva per un totale di 83. Dove sono aumentati? Sono aumentati appunto a Milano e a Venezia di 2 unità in particolare. Però guardate, sono stati dimessi dalla terapia intensiva 4 casi, questo per quanto riguarda l'ospedale di Venezia, l'ospedale di Mestre, scusate. In definitiva, come vedete non ci sono più i dati dei decessi, questi vengono forniti ormai a livello centralizzato in sede di protezione civile nazionale e poi dopo vengono al limite ricomputati. Questo è cambiato rispetto agli scorsi giorni. Questo era un aggiornamento, poi naturalmente saremo in vostra compagnia per tutta la giornata. Bentrovati, siete a casa? State a casa, ecco, questo ormai è quello che ci diciamo ancora prima che dirci buongiorno. Buongiorno a tutti i nostri telespettatori, siamo qui con voi a tenervi compagnia, a vedere i dati, a ascoltare le notizie mano a mano che arrivano, a leggere con voi quali sono anche i dubbi che ci sono, a sentire quali sono le vostre segnalazioni, anzi non solo le vostre segnalazioni, ma mandateci qualche foto di cosa state facendo, di cosa stanno facendo magari i nonni, i bambini in casa, cosa vi state inventando, cosa state inventandovi per andare avanti. Insomma, ricordo ci avete inviato gli anziani, i nonni che stirano, altri che fanno giardinaggio, insomma tutte cose che ci servono da mandare in onda per farci compagnia, per farvi compagnia, insomma per sentirci un pochino più in contatto. E questo numero naturalmente è quello a cui potete scriverci, non telefonarci, scriverci per mandarci per farci delle domande. Sono le tante che li vedete scorrere, non è che possiamo rispondere a una, ma mano a mano le raggruppiamo, ne leggiamo una ad esempio, cerchiamo di ricordare quali sono le cose, anche le più banali. Non vergognatevi insomma di chiederci cose banali, se le sappiamo perché magari abbiamo già dato risposta, le ridiamo sulle singole cose, se non le sappiamo invece provvediamo a girare, a chiedere anche con la redazione, approfondirle un po' di più. Insomma, questo una serie di cose importanti che potete chiederci. Ecco, per quanto riguarda i dati invece noi ricordiamo che tra poco, come sempre, avremo il collegamento in diretta con il presidente della regione Zaia, che ci darà
farà il punto sulla situazione, è un appuntamento importante perché insomma si ha un po' il polso di come vanno le cose nella nostra regione, di quali sono le cose che si chiedono, le decisioni che si stanno prendendo, tutto quello che è appunto dal punto di vista istituzionale. Ricordiamo, dalla regione poi dipende direttamente la sanità e questi dati che stiamo per vedere assieme, che vediamo in dettaglio, ve li leggo ricordandovi che sono 1318 i casi in totale in Regione Veneto, cioè più 269 rispetto ai dati che erano stati individuati nella rilevazione precedente, molti in più, vedendolo così sono molti in più, però attenzione, andiamo subito a vedere questo dato, sono solo più 2, quelli in più sono già tanti, naturalmente gli 83 in terapia intensiva, però diciamo il dato non è in proporzione con quelli che sono i casi in più. Le persone in terapia intensiva rispetto al precedente rilevamento sono 2 e quindi come vedete in termini percentuali sono molto meno rispetto a quelli che sono stati trovati positivi. Ve li leggo uno per uno così li vediamo proprio assieme. A Padova, esclusi domiciliati a Vo sono 358, il cluster specifico di Vo è rimasto fermo a 81, 279 a Treviso, 205 a Venezia, 150 a Verona, 122 a Vicenza, 48 a Belluno, 13 a Rovigo, domiciliati fuori dal Veneto 20, una 42 devono essere assegnati al cluster o al punto dove arrivano. Questo invece è il dato naturalmente più importante, quello dei pazienti in terapia intensiva, come vedete come è previsto e abbondantemente riportato più volte. Gli ospedali più grandi sono gli ospedali hub, quindi gli ospedali che fanno da collettore dei casi più seri, più gravi, eccetera, quindi è normale che siano molti di più a Padova, che siano molti di più a Mestre, che siano molti di più a Treviso e così via, perché ovviamente quelli sono dati che sono di unità molto più grandi e pertanto fanno da sorta di unità centralizzata anche di altre parti. Non vuol dire che Padova ne abbia infinitamente di più, che so, di Conegliano o cose del genere. Questo è tutto da verificare a seconda delle zone, perché questi sono il dove sono e magari provengono da altre zone. Quindi tenete presente questo, quindi non vuol dire che Padova è molto più grave la situazione rispetto che so, a Treviso o cose del genere. Questo no, non vuol dire questo, vuol dire solamente i casi che in totale, che lo ricordiamo sono questi qua, 83 più 2. Questa è la situazione per quanto riguarda i dati. Allora si stanno facendo molte cose, per esempio la sanificazione delle strade in corso a Padova e vediamo assieme se appunto a Padova, vedo intanto mi sembra che sia dal Friuli Venezia Giulia, vero? Non so se è una cosa per noi o anche solo di servizio. Io credo proprio che stiano parlando tra poco, ma vediamo se dopo arriva, può essere che andiamo a vedere anche la situazione al confine con la Slovenia, perché è piuttosto interessante com'è la situazione. Vediamo se riusciamo a sentire, proviamo. È un valico abbastanza importante che porta proprio il valico con la Slovenia e gli sloveni hanno proprio messo un New Jersey piazzato così, in vie secondarie gli sloveni hanno direttamente messo dei massi sulle strade per bloccare il passaggio, diciamo simbolicamente non una grande bella cosa, è una cosa di grande solidarietà per quanto riguarda l'Europa. Vedevo appunto il collega, era ancora un collegamento di servizio, ma so che i nostri telespettatori non si preoccupano se ci vedono mentre stiamo facendo gli spostamenti di servizio e così via, perché stiamo andando proprio a braccio, non abbiamo scalette, nulla del genere. Insomma, era semplicemente forse divide Italia e Slovenia a Basovizza.
uno dei confini minori in cui c'è stata la blindatura totale, ovvero cosa significa in questo caso jersey fatti di ferro in mezzo alla strada, di qui non si passa, da questa parte in Slovenia non si entra a oltranza finché non passerà l'emergenza. Ovviamente si passa per i lavoratori transfrontalieri o per questioni di necessità e urgenza nei due, diciamo così, valichi autostradali, quello di Fernetti e quello di Rabuiese, ma si può farlo solo avendo con sé un certificato medico datato al massimo 3 giorni fa che certifica il fatto che si è negativi al coronavirus, quindi sostanzialmente il flusso è praticamente molto vicino allo zero. Cosa succede? Per un Veneto bisogna spiegarlo in maniera un po' più chiara, cioè la nostra area geografica, il fatto di dire Italia-Slovenia ormai è del tutto relativo da quel 21 dicembre del 2007 quando si aprì il discorso Schengen e quindi i confini vennero definitivamente aboliti. Di conseguenza ci sono persone che vivono e lavorano dall'una e dall'altra parte, quindi triestini che lavorano in Slovenia, sloveni che lavorano in Italia, bambini che vanno a scuola in Slovenia ma risiedono in Italia. Quindi una situazione che ormai è proprio quella della nuova Europa che tanto ci raccontano i media internazionali e che qui è diventata realtà. Qual è la novità importante? Ieri sera nel collegamento proprio con Antenna 3 della Sera abbiamo detto proprio per questo tema della transfrontalierità la Slovenia è chiaramente in ritardo sulle misure perché le persone sono passate comunque da una parte all'altra. Ecco, l'ultima decisione da Premier di Marian Šarec, primo ministro uscente della Slovenia, di, se non sbaglio, proprio questa mattinata, la decisione che da lunedì anche le scuole slovene di ogni ordine e grado chiudono. Quindi le scuole slovene chiudono a partire da lunedì. Ecco, questo insomma, chiusura delle scuole slovene, avete visto, quindi situazione forse inutile mettere valichi, il virus non si ferma, non si è fermato, in Slovenia è probabilmente già presente da settimane e settimane, esattamente come in Italia, è solo una questione di tempo, diciamo un aspetto molto brutto dal punto di vista simbolico e dal punto di vista della solidarietà europea, anche perché l'Italia sta facendo parecchio la sua parte, come ben sapete tutti. Parlavamo di sanificazione delle strade. Tutte bianche, mascherine di protezione, getti di igienizzante. Scatta alle 7 di mattina la sanificazione di piazze e marciapiedi a Padova nel primo giorno di chiusura quasi generalizzata delle attività per il coronavirus, dopo le parole del Premier Conte. Il centro storico deserto, pochissime persone, qualche decina in Piazza delle Erbe dove i banchi del mercato ortofrutticolo di fronte a Palazzo della Ragione hanno potuto aprire in forma ridotta, così come in Prato della Valle. Rispetto al normale via vai del mattino c'è una diminuzione del 90%. Chi oggi ha aperto i negozi alimentari nel centro pensa di chiuderli già domani perché ci sono pochissimi clienti. Pochissime anche le persone in giro in città portano per lo più le mascherine sul volto, aperte le farmacie dove le persone rispettano le distanze di sicurezza anche all'esterno. Ecco, questa è la sanificazione delle strade, ma c'è da dire che situazione, insomma, come avete visto, piuttosto seria dal punto di vista anche di quelle che sono le misure prese per appunto dare qualche risposta di natura sanitaria anche visibile. Insomma, si sta facendo di tutto, si sa che non è quello a bloccarlo, tutti i comportamenti però messi assieme, tutti possono sicuramente rallentarli. Quali sono questi collegamenti? Più volte abbiamo mandato ieri quasi fossero degli spot le dichiarazioni del Presidente Luca Zaia. Secondo noi vale la pena di rivederle assieme, dichiarazioni di Zaia in attesa della sua conferenza. La prima come vedete è già pronta la sala stampa della protezione civile per la conferenza del Presidente Zaia, tra poco arriverà e quindi ci collegheremo assieme a voi. Intanto diamo alcune
alcune indicazioni. Innanzitutto il ministro D'Incà, che come sapete è il ministro dei rapporti per il Parlamento, Federico D'Incà, ha detto che il Veneto è uno dei primi territori che ha dovuto affrontare il virus, lo sta facendo con grande intelligenza, i veneti stanno a casa, seguono le indicazioni emanate dal governo per non contrarre il virus. Diciamo che abbiamo visto e continuiamo a vedere giorno dopo giorno una sempre maggiore presa di coscienza, una sempre maggiore attenzione, lo vediamo tutti assieme. Questo è sicuramente un motivo di grande soddisfazione, insomma, del fatto che senso civico ancora ha un senso e assolutamente esiste. Vediamo allora. Rispetto a quello che è successo nei giorni scorsi con movimenti di persone da nord a sud Italia e assembramenti pazzeschi nei luoghi della Movida, e qui c'è chi invece il senso civico non lo ha evidentemente esercitato, credo ne pagheremo le conseguenze la prossima settimana, quando finirà il periodo di incubazione del virus. Mi preoccupano particolarmente Roma e Napoli. Così dice Walter Ricciardi, che come sapete ormai tutti è membro dell'esecutivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e consulente anche del Ministero della Salute durante una conferenza e una trasmissione. Quanto all'aumento dei casi in Italia, per Ricciardi dovremo aspettare almeno 2 settimane per vedere una diminuzione. Questa settimana continueranno ad aumentare, quindi questo è un dato molto chiaro, continueranno ad aumentare. La prossima speriamo si stabilizzano, ma soprattutto vedremo altri paesi trovarsi nella situazione in cui era l'Italia, e questo è un problema mondiale, perciò dobbiamo intraprendere azioni di contenimento e mitigazione tutte assieme, altrimenti il virus continuerà a circolare. Quindi questo senz'altro. Non so se abbiamo pronto da mandare uno dietro l'altro i due, diciamo così, nominiamo spot, insomma, quello che ha detto Zaia ieri è che abbiamo ripetuto come un martellamento per tutta la giornata. Vogliamoci bene, rispettiamo le misure per il contenimento e il contrasto del virus Covid-19. La vera cura al coronavirus siamo noi veneti con i nostri comportamenti. Una regola per tutti: cerchiamo di restare in casa il più possibile, restiamo in casa, è un impegno che vi chiedo, è un sacrificio, ma lo facciamo per la nostra salute e anche un grande atto di responsabilità e di solidarietà nei confronti di chi non si può permettere di prendersi il coronavirus. Sto parlando degli anziani, parlo dei malati cronici, dei bimbi che sono immunodepressi. Per cui una regola solo: restate in casa e rispettate le regole. Allora, adesso noi sentiamo assieme qual era il decreto di chiusura, che è stato il secondo passo molto sostanzioso, insomma, del governo, che ha accettato in parte, non totalmente, le forti richieste da parte delle regioni del nord, Lombardia e Veneto in primo piano, ma anche naturalmente Emilia e Piemonte, le altre regioni che avevano chiesto con forza nuove indicazioni. Appunto il decreto chiusura, che ieri era stato poi presentato dopo le 21:45 dal Presidente del Consiglio Conte. Non è serrata totale, ma tante sono le nuove limitazioni introdotte dall'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in serata. Il provvedimento sospende dunque le attività di bar, pub, ristoranti per tutto il giorno e non solo dopo le 18, mentre restano garantite le consegne a domicilio. Chiudono parrucchieri, centri estetici, servizi di mensa, mercati di ogni tipo. Saranno invece aperti tabacchi, lavanderie ed edicole. Potranno lavorare anche particolari categorie come idraulici, meccanici, benzinai e pompe funebri. Le industrie resteranno aperte, ma solo con adeguate misure di sicurezza, cioè purché garantiscano iniziative per evitare il contagio, a cominciare dalla sanificazione dei luoghi di lavoro. Chiusi invece i reparti aziendali non indispensabili per la produzione, e le aziende sono invitate a incentivare ferie, congedi retribuiti e smart working. Accolte quindi le richieste delle associazioni industriali, a partire da Confindustria Veneto, che aveva chiesto con forza di scongiurare lo stop totale. Garantiti i servizi bancari, assicurativi, postali e i trasporti, con possibili riduzioni però per quanto riguarda quelli locali. Le regioni decideranno caso per caso. Operativi taxi, ma anche treni, aerei,
trasporti marittimi. A definire le modalità interverranno accordi locali tra aziende, regioni e sindacati. Con il nuovo giro di vita il Premier Conte ha inoltre annunciato anche la nomina di un commissario per le terapie intensive con ampi poteri. Si tratta di Domenico Arcuri, l'uomo attualmente alla guida di Invitalia. Dovrà coordinare gli acquisti per le strutture sanitarie e potrà anche dare il via a nuove linee di produzione, strumenti che gli stessi ospedali veneti attendono con ansia. Eccoci qua. Adesso poi vediamo dalla redazione di Treviso, alberghi chiusi, insomma un po' il punto su questo importantissimo settore della nostra regione. Intanto vediamo che ancora non si è seduto il governatore Luca Zaia per la diretta, quindi appena ci sarà naturalmente ve lo manderemo in diretta. Intanto appunto questo settore estremamente delicato della nostra regione che, come sapete, mano a mano è andato chiudendo e non sa ancora quando riaprirà, insomma dovrà affrontare una ripartenza estremamente complicata. Mai un giorno di chiusura in 12 anni di attività, adesso in questa hall si sente l'eco, così si presenta il BHR di Treviso, forse uno degli alberghi simbolo della marca, di certo uno dei più strategici, a ridosso della città capoluogo, vicino all'aeroporto e con un centro congressi da Guinness. Da lunedì è chiuso, inevitabilmente una struttura del genere con oltre 130 stanze può andare avanti solo con un 30% di occupazione, una soglia impossibile da raggiungere nei giorni della grande fuga e dell'appello a rimanere in casa. Sabato sera avevamo 2 ospiti in albergo. Anche questi 2 ospiti hanno preferito lasciare la struttura domenica mattina per non correre il rischio di rimanere bloccati nel nostro territorio. Di conseguenza è venuta meno proprio l'esigenza di dover tenere aperto anche l'albergo. Nelle ultime ore con Assindustria e sindacati si è trovata una soluzione per i dipendenti, in questo caso una trentina, ovvero l'attivazione del fondo di integrazione salariale. Consente appunto ai lavoratori che non lavoreranno in questo periodo di avere appunto un'integrazione salariale pari circa a un 60-70% della retribuzione ordinaria. Ma Tiziano Simonato non guarda soltanto alla struttura che gestisce da anni. Come vicepresidente del gruppo turismo di Assindustria Veneto Centro, il giro d'orizzonte è molto più ampio, da qui la richiesta di misure straordinarie come la sospensione della tassa di soggiorno, misura già annunciata dal comune di Treviso, ma l'appello diretto va a tutti i sindaci del territorio. Noi chiediamo anche, se è possibile, la possibilità di poter non versare l'imposta di soggiorno che è stata raccolta per le 2 mensilità passate, quindi gennaio e febbraio. Su questo non so se sia possibile a livello operativo, ma è una richiesta che facciamo col cuore in mano per cercare di far fronte a questa situazione drammatica per il nostro settore. Allora, l'approvvigionamento alimentare, questo è un punto molto importante, quindi vi leggiamo questa agenzia che vi dà un quadro che dovrebbe tranquillizzarvi molto. L'approvvigionamento alimentare è garantito in Italia grazie al lavoro di 740.000 aziende agricole e stalle, 70.000 imprese di lavorazione alimentare e una capillare rete di distribuzione tra i negozi, supermercati, discount, mercati, contadini di campagna amica. Questo è quello che ricorda Coldiretti. In questa situazione, dice Coldiretti, si è mantenuta stabile la produzione agricola che in alcuni casi, come nell'attività di allevamento per la produzione di latte e carne, non si può fermare visto che gli animali hanno bisogno di cure quotidiane. Le stime 2020 di semina per il grano duro destinato alla pasta, segnala la Coldiretti, sono previste in aumento dello 0,5% per un totale 1,23 milioni di ettari. Sul fronte della distribuzione, che è quello che poi interessa molto, insomma, per quello che riempie i supermercati, è importante che il decreto del governo abbia garantito la funzionalità dei mercati alimentari con gli oltre 1.000
contadini di Campagna Amica, spesso situati nei centri delle città. In tutte queste aree, secondo il presidente di Coldiretti, che è Ettore Prandini, abbiamo adottato tutte le precauzioni per garantire la sicurezza, con la disponibilità di disinfettanti, l'invito a non toccare la merce, gli ingressi contingentati per evitare gli affollamenti, mantenere la distanza di 1 metro. Qui vi posso dire per mia testimonianza che ancora sui piccoli negozi non ci siamo, soprattutto molto spesso gli anziani si accalcano, cercano di superare la fila, non hanno ancora capito un po' del tutto la situazione, anziani e non solo anziani, perché ci sono chiaramente molti che non hanno capito indipendentemente dalla questione anagrafica, ma il non hanno capito naturalmente è inteso. Sì, benissimo. Scusate, intanto parlavo, la mia interruzione dal parlarvi era semplicemente perché stavo ascoltando indicazioni dalla regia. Allora, l'invito a non toccare la merce, gli ingressi contingentati, stavamo dicendo. Campagna Amica, ricorda Coldiretti, è composta di 7.550 fattorie che garantiscono 1.187 mercati, l'approvvigionamento dei prodotti del territorio. Ho letto integralmente questa notizia di agenzia proprio per portare una assicurazione sul fatto che per quanto riguarda l'approvvigionamento ora, ma anche nelle prossime settimane, non ci sono problemi di nessuna genere di alimentari, la rete è molto robusta, è molto ben fornita, le attività produttive delle alimentari proseguono assolutamente a pieno regime. In attesa del collegamento con la regione, con Luca Zaia, ci fermiamo per la pubblicità. Qualora iniziasse, naturalmente ci interrompiamo e andiamo direttamente in diretta. Ben ritrovati, siamo in attesa del punto generale dalla sede della Protezione Civile di Marghera con il governatore del Veneto Luca Zaia. Non appena vediamo che si siede immediatamente mandiamo in onda proprio il governatore, anche se ci fosse un servizio in corso lo interrompiamo, poi lo riprendiamo dopo. Servizio che adesso vi parlerà di negozi chiusi, però gente anche al parco. Il centro estetico deve rimanere chiuso fino al 3 aprile. Tutti gli appuntamenti vengono cancellati e rinviati in data da destinarsi. Incredibile, il bar San Marco, che porta l'omonimo nome della via, è chiuso. Il bar a fianco, questo nuovo centro estetico, è chiuso per ferie, dal 10 marzo al 22 marzo. Nel villaggio San Marco a Mestre, come le due attività, chiuse le complessive 10 negli appena 100 passi che contiamo, partendo a ritroso dal civico 158 in poi. Dalla parrucchiera all'estetista, passando per bar e amministratori di condominio, eppure per lo SPID della CGIL. L'avviso al pubblico è sempre lo stesso: chiuso. Chi per ferie, chi per effetto del DPCM, si legge, con la postilla aggiuntiva degna di nota in un secondo centro estetico. Se stiamo tutti a casa risolviamo velocemente questa situazione. L'unico che continua a tenere aperto, lui, l'ottico della zona, nonché vicepresidente della municipalità di Mestre. Circondato dal deserto totale. Sì, infatti abbiamo fatto questa lunga carrellata di questi negozi che appena 100 metri sono tutti chiusi. Obbligati da una questione giustamente igienica, perché il centro estetico ha chiuso, le signorine qui vicino che lavorano a portata di viso a viso hanno chiuso, alcuni stanno molto attenti, però la sensazione è che giorno dopo giorno, finché le cose non si risolleveranno, chiuderemo tutti. Pochi metri più avanti, al Parco San Giuliano, la situazione è diametralmente opposta. Qui pullula di gente. Preoccupazione c'è. Però come mai siete venuti al parco nonostante anche per un po' prendere un po' d'aria, la bambina non può stare tutto il giorno a casa. Cioè, si sa che la preoccupazione c'è, però per andare a fare le spese bisogna andarci. Giustamente, se dopo faranno un divieto assoluto, lo rispetteremo. C'è chi fa jogging, chi seduto alle panchine, ciclisti, compagnie di ragazzi a passeggio o comodamente seduto al bar a prendere il sole che sembra di stare in un mondo parallelo. Forse sarebbe opportuno pensare che si chiude tutto per 15 giorni,
In questo credo che la proposta di Zaia non sia peregrina. Questo avete visto, poi insomma la chiusura poi è avvenuta, non del tutto, ma di moltissime categorie commerciali. Tra le categorie commerciali che non hanno chiuso, come sanno bene i fumatori, ci sono le tabaccherie. Però qui non è una decisione, diciamo, accettata in modo pacifico da tutti. Per quale motivo? Vi leggo anche qui l'agenzia. Un coordinamento di alcuni gestori, diciamo la leggiamo assieme così ve la facciamo vedere, grazie regia, anche appunto sullo schermo. Alcuni gestori di tabaccherie di Treviso stanno protestando in queste ore per il mancato inserimento della categoria tra quelle obbligate a chiudere l'esercizio, mentre una chiusura per spontanea iniziativa, uno dice vabbè vado e chiudo, potrebbe entrare invece in contrasto con gli obblighi riguardanti i titolari di licenze di vendita di articoli di monopoli di Stato, perché hanno degli obblighi un po' particolari. Il gruppo di tabaccaio dunque chiede un chiarimento rispetto alla corretta interpretazione dell'ultimo decreto governativo, ricordando che le giocate nelle diverse lotterie sono tutte praticabili online e che la distribuzione di sigarette può avvenire attraverso macchine automatiche, quindi questo è quanto fanno presente insomma i tabaccai. Ovvio che quando parte un decreto così complesso come la chiusura di la stragrande maggioranza delle attività commerciali, chi rimane aperto per deroghe di varia natura, poi dopo magari vediamo assieme il decreto e ricordiamo quali sono le categorie che possono rimanere aperte o in questo caso, come dicono questi tabaccai, devono rimanere aperte perché hanno degli obblighi di monopolio. Ricordiamo le sigarette sono tuttora in monopolio, nonché un grande business per lo Stato, come tutti sanno molto bene. Questa insomma è la cosa. Andiamo a vedere a Merlara, quindi provincia di Padova, qual era l'aggiornamento e la situazione della casa di riposo che era stata insomma al centro di una preoccupazione di natura sanitaria. Allora, questa mattina hanno ultimato gli ultimi parade tamponi, il cui esito sarà probabilmente domani mattina. Al momento i contagiati sono? Come pubblicato nel sito, 33. Cresce il numero di contagi all'interno. Come promesso usciamo, sta per parlare il Presidente della Regione Veneto Zaia, lascio la parola immediatamente. Hanno tempo di prepararsi. Sta proprio per partire, lo prende gli appunti, ma vabbè, anche ve lo lascio in attesa comunque. Andiamo pure. Buongiorno a tutti, il solito punto stampa che si fa più o meno a mezzogiorno. Vi dico, stamattina abbiamo avuto la videoconferenza ovviamente con il gruppo di coordinamento dell'unità di crisi della protezione civile. Abbiamo discusso di un po' di partite e ovviamente si è parlato anche del DPCM di ieri sera e delle ricadute che avrà. Vi dico però prima i dati di giornata rispetto al tema sanitario e quindi all'emergenza sanitaria. Abbiamo in questo momento 1318 persone positive, che vuol dire che sono persone che sono state rilevate dai test, dagli oltre 20.000 test che abbiamo fatto. E questo non significa che i positivi in Veneto siano solo 1318. Qualcuno mi dice ma come si può pensare che a metà aprile possano esserci 2 milioni di veneti contagiati quando oggi ne abbiamo solo 1318? Oggi non ne abbiamo solo 1318, abbiamo 1318 persone intercettate da oltre 20.000 test fatti. E per questo motivo la ristrettezza delle misure e l'invito a non uscire di casa è indirizzato a quelle persone che sono positive, che non sanno di esserlo, mai lo sapranno perché mai verranno magari intercettate da un test e che però sono contagiose, cioè riescono a dare un contagio con un R0 come si dice 2,4. Vuol dire che ogni persona positiva può contagiare 2,4 persone che a sua volta contagieranno 2,4 persone che a loro volta contagieranno 2,4 persone, quindi capite la crescita esponenziale. Allora, 1318 persone positive, 308 cittadini ricoverati, 83 in terapia intensiva, 30
persone che sono decedute. Purtroppo devo riaggiornare, siamo già a 32 perché dopo il bollettino di questa mattina, che è questo qui, abbiamo avuto l'ultimo decesso per il quale mi hanno informato, è il decesso di una persona, di un cittadino di Bassano ricoverato. Sì, Bassano? Sì. Detto questo, il decreto, il DPCM, quindi il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che è stato firmato ieri sera dal Presidente del Consiglio dei Ministri, impone ulteriori misure restrittive. Non sono totalitarie, sono nel senso che non riguardano tutte le attività. Avete visto e avete avuto modo di vedere queste misure riguardano le attività commerciali, riguardano tutta una serie di attività, escludono le attività industriali, diciamo le attività produttive, per le quali stiamo già lavorando, vi dico già, cercando di capire se riusciamo a costruire addirittura un'ordinanza per fare in modo che sia uniformata anche l'atteggiamento rispetto ai DP e quindi a tutti i dispositivi di protezione, piuttosto che a tutte le partite di rispetto delle regole, che sono quelle delle distanze utili tra lavoratori, o il tema della disinfezione dei locali o della disinfezione delle mani con i presidi che ci sono, che sono la mucchina o l'acqua e varachina o soluzioni alcoliche. Dall'altro c'è un altro tema che stiamo affrontando in queste ore, che è quello del trasporto pubblico locale. Sempre nel decreto si demanda alla Regione ovviamente di fare le verifiche sul trasporto pubblico locale, e quindi anche qui allora i due fronti che sono seguiti sostanzialmente dall'assessore De Berti per il trasporto pubblico locale, che si sta interfacciando con i colleghi assessori, dall'assessore Marcato idem per le attività produttive, e ovviamente l'assessore Lanzarini sul fronte della sanità. Restano impegnati tutti gli assessori, a iniziare dall'assessore Bottacin, che ha la protezione civile, e poi ovviamente tutta la squadra, insomma tutti gli assessori della regione sono impegnati. Detto questo, vi voglio anche ricordare che noi stiamo predisponendo un piano che vi presenteremo, che è il piano che prevede alcune misure straordinarie anche sul fronte della sanità. Abbiamo bisogno, visti gli algoritmi, viste le proiezioni che abbiamo bisogno di fare in modo che ci sia spazio negli ospedali. Da un lato abbiamo la necessità di ricavare spazi e quindi stiamo letteralmente preparando un piano, un piano Marshall se vogliamo definirlo così, contro il coronavirus. Dall'altro, in questo piano Marshall, in questo piano strategico del coronavirus, dall'altro abbiamo anche necessità di contingentare gli afflussi agli ospedali relativi ad alcune attività che si possono procrastinare, garantendo sempre la sanità. Un appello lo faccio, per dire, l'emodialisi è garantita, un appello lo faccio ai donatori di sangue e veramente di cuore vi chiedo di metterlo in evidenza. Non abbiano timori, i reparti sono in sicurezza e quindi vi chiedo veramente di fare un appello ai donatori perché si presentino per le donazioni, perché altrimenti andiamo in difficoltà. Questo assolutamente. Quindi stiamo preparando questo piano che nei prossimi giorni vi presenteremo. Domani avremo un punto stampa nel quale presenteremo un'iniziativa a mio avviso importante a favore dei veneti, sulla quale stiamo lavorando da una decina di giorni con un'impresa, e forse possiamo essere utili con questa iniziativa che presentiamo. Mi fermo qui, domani presentiamo il tutto. Ultima roba importante, voglio ringraziare tutti coloro che si stanno dando da fare in queste ore, ovviamente il mondo della sanità del Veneto, che ringraziamo sempre, la protezione civile, i medici di base, e fra l'altro arriva sempre la richiesta di dispositivi, le mascherine. Non è che siamo disorganizzati, la verità è che sono centellinate e ce le danno
diciamo col contagocce, visto e considerato che ne stiamo comprando in tutto il mondo di mascherine, ne abbiamo comprate in Sud America, ne compriamo in Asia, però abbiamo dei tempi di fornitura che non sono quelli propriamente nostri, che sono quelli, vabbè, ci mettono qualche giorno, però è pur vero che non ne troviamo, cioè non si trova materiale, addirittura una partita da 500.000 è arrivata allo sdoganamento, è letteralmente scomparsa, nel senso che qualcun altro l'ha intercettata e se l'è comprata in qualche altra parte del mondo. C'è il mondo intero che sta chiedendo di comprare mascherine, camici, occhiali e guanti usa e getta. Però insomma siamo in consegna, abbiamo avuto delle consegne anche questa notte, siamo in consegna. Ovviamente non riusciamo a riempire i magazzini dell'ospedale, ma portiamo di volta in volta. Anche questo fa capire che tu puoi essere la persona più ricca del mondo, ma poi con i tuoi soldi, se non trovi uno che è disposto a venderti una mascherina, vai in difficoltà. Voglio ringraziare i farmacisti che oltre ai medici di base sono in prima linea e penso che sia doveroso ricordarci anche dei farmacisti. E poi un ringraziamento, guardate, veramente di cuore, e ci tengo a sottolinearlo, ai sindaci perché mi rendo conto che sono bersagliati da richieste dei cittadini, mi rendo conto che sono in prima linea, mi rendo conto che avrebbero diritto a informazioni come tutti noi speriamo, no? Cioè, auspichiamo nell'amministrazione di avere sempre le cose belle cucinate al punto giusto. Non è così, siamo in emergenza. Come le riceviamo noi all'ultimo minuto, le ricevono anche i sindaci, però li ringrazio di cuore perché i sindaci stanno facendo un grande lavoro. Il lavoro del dialogo con i cittadini, il lavoro di assumere decisioni, il lavoro di curare l'interesse del cittadino, che in questa fase è quello della salute pubblica. Quindi ringrazio i sindaci veramente uno ad uno, gli oltre 570 sindaci del Veneto. Sbaglio sempre i numeri perché non mi ricordo mai quanti comuni si sono fusi, non fusi, eccetera, però insomma il plotone, quell'esercito della salvezza che sono i sindaci del Veneto. Quindi veramente grazie di cuore. E sappiano che il mio pensiero è sempre nella loro direzione, ma so anche che i nostri comuni sono in buone mani, perché oggettivamente i sindaci non si sono persi in polemiche, non si sono persi in schiumoni mentali, ma sono sempre stati operativi. E immagino che con l'ultima ordinanza comunque avranno avuto un po' di più chiarezza, pensati ai mercati settimanali piuttosto che il tema degli edifici, diciamo degli esercizi commerciali e quant'altro. Quindi grazie anche ai sindaci. Ultimo appello, l'ho detto ieri, ai cittadini: restate a casa, cercate di rispettare in maniera assolutamente rigorosa le regole, è fondamentale che si rispettino le regole. Vi posso garantire che l'algoritmo e diciamo, il gruppo di studio che ci dà i numeri anche ieri ha sbagliato di 2 pazienti in difetto, quindi vuol dire che l'algoritmo funziona, e se l'algoritmo funziona come ha funzionato oggi, cioè la previsione funziona come ha funzionato oggi, noi adesso avremo pian piano la crescita esponenziale. Ci auguriamo che l'uomo sbagli in questa fase e vinca la sorte, vinca come si può dire, il corso della storia che è quello della natura. Però siamo davanti a un virus temibile. Qualcuno dice: ma dicevate che non era così. Ci dicevano che non era così. Tutti si ricordano gli scienziati, i professoroni che andavano in TV, nei media, voi stessi li avete registrati, intervistati, che parlavano di virus, di una specie di influenza o robe del genere. La verità è che questo virus manda le persone in terapia intensiva. E in terapia intensiva, mi spiace di essere duro, ci vanno le persone per essere intubate. Cioè vuol dire che una macchina respira per i polmoni, perché i polmoni non ce la fanno più a respirare, e quindi la macchina garantisce l'ossigeno al corpo in attesa che i polmoni si rimettano in buono, cioè si guariscano e tornino a dar vita libera, normale a quel corpo. Quindi guardate che le terapie intensive, ve lo ripeto, non sono frequentate solo da anziani. Finiamola con queste monate e con queste informazioni che si diffondono. State in casa, evitate, vedo circolando in macchina, vedo a volte campetti dove vedo gruppi di ragazzi che vanno a giocare, non fate queste cose.
perché se pensate di essere invincibili non è così, e comunque anche se lo foste portate a casa il contagio alla mamma, al papà, al fratellino più piccolo, piuttosto che al nonno, alla nonna, e quindi penso che a tutti dobbiamo chiedere un grande atto di responsabilità. Guardate, io oggi ho voluto postare, e ringrazio Chiara Zena di Teen Zone, quindi i ragazzi malati dell'oncoematologia che hanno ovviamente patologie oncoematologiche, quindi malattie importanti, malattie che si possono guarire, ma malattie che debilitano, malattie che ti rendono immunodepresso per le cure. Ecco, io oggi ho postato sui nostri canali il video di questi ragazzi, sono tutti ragazzi giovani che fanno un appello ai loro coetanei, ma a tutti noi cittadini, e sostanzialmente dicono: rispettate le regole, perché se il virus raggiunge noi non siamo in grado di difenderci da questa bestia. Ne verremo fuori, però vi ricordo che la vera cura siamo noi, la vera cura siamo noi. Quindi ai cittadini dico, ho visto che già ieri si sono svuotate le città, i marciapiedi eccetera, fatelo ancora di più, non è una sfida rispetto alla macchina della polizia o dei carabinieri o dei vigili di dire boh, l'ho fatta franca, sono riuscito ad andare a farmi il giro per il centro città piuttosto che altre monate del genere. Dovete stare a casa, e a casa, mi raccomando, lo dico ai cittadini, non organizzate cene di condominio, cene con i parenti, cene con gli amici, incontri, divani per guardare la TV, tombole, carte o altre menate del genere. Pensate di restare a casa col vostro nucleo familiare. Probabilmente in molte famiglie del Veneto ci sono i positivi, sono asintomatici. Io auguro a tutti di restare asintomatici e di non saperlo mai che lo sono positivi asintomatici, ma è bene che il contagio non si diffonda. Se ci diffondete il contagio alla velocità che abbiamo in proiezione nelle previsioni, svuotiamo gli ospedali, ma li svuotiamo dei pazienti che dovremmo curare per riempirli di pazienti coronavirus. E oltre un certo limite, cari veneti, care venete, non c'è più il punto di non ritorno, perché oltre il punto di non ritorno significa che non ci saranno più posti per curare i malati. Quindi stare a casa e rispettare le regole aiuterà tutti a fare in modo che possano essere praticate le cure in maniera ragionevole e sostenibile nei nostri ospedali. Abbiamo 60 ospedali, 68 ospedali, 54.000 dipendenti. Abbiamo una squadra eccezionale di sanitari, di medici, infermieri, OS e tutto quello amministrativi e vari. E siamo abituati a erogare 60 milioni di prestazioni sanitarie, però oggi siamo preoccupati della velocità del contagio, quindi state a casa. Prego, domande. Governatore, dopo le nuove regole c'è molta confusione per gli esercizi aperti o no. Ci sono delle realtà che sono particolari, il benzinaio può rimanere aperto ma al bar, e quindi si addensano dentro questo bar, perché l'italiano alla fine fondamentalmente è furbo. C'è la caffetteria, pasticceria che però vende anche il pane, e si addensano, le persone si recano in questi posti. Seconda domanda, ne approfitto, la Lombardia, ci è stato spiegato, ha preso degli ex capannoni fieristici proprio per aiutare gli ospedali. Possibile anche per noi, visto quello che ci ha detto? Guardate, ve l'ho detto prima, noi abbiamo un piano, ma è un piano che è ospedaliero, non vi posso anticipare di più. Abbiamo un piano che valuta anche lo stress test estremo, e vi ricordo che sullo stress test estremo mi evito di dire numeri di terapia intensiva perché sono da brivido, e non voglio citarli non perché nascondiamo la polvere sotto il tappeto, ma semplicemente perché per scaramanzia spero che non si arrivi mai, punto. E noi dobbiamo anche puntare anche su una dose di buona fortuna, questo lo dobbiamo dire, no? E chi crede deve anche, come si deve, sperare in Dio. Detto questo, vi dico che noi un piano ce l'abbiamo, lo presenteremo, ma nel frattempo alcune scelte di natura sanitaria, come vi ho anticipato, le faremo. Per quanto riguarda i bar nei distributori, io ho posto una questione per dire, ma non è una critica,
dobbiamo partire da un presupposto. Vi dico la questione che ho posto io anche questa mattina. Gli autogrill aperti è un'altra partita. Io sostengo che debbano restare aperti e faccio appello ai gestori degli autogrill, faccio appello alle società autostrade e a tutti i gestori autostradali, almeno nel mio Veneto, ma direi dappertutto, che dobbiamo garantire i bagni. Dopodiché qualcuno mi ha detto: ma gli autotrasportatori come faranno? Fanno come facciamo tutti noi, ci compriamo il panino, ce lo facciamo e ce lo portiamo via. Non penso che sia la morte, la fine del mondo se uno non trova aperto il self-service dell'autogrill. Lo facciamo nell'interesse della salute di tutti i cittadini. Dopodiché, e qui spezzo una lancia nei confronti di chi scrive le leggi, noi non è che possiamo pensare di continuare a ragionare e di pensare che, ma visto che il bar è aperto nel distributore, tutti al bar del distributore, perché se noi pensiamo che da qui all'infinito dobbiamo correre dietro a quelli che trovano il vulnus nella legge, finisce che io riempio le terapie intensive. I veneti devono capire che devono stare a casa, non andare al bar. Al bar non si va, non serve adesso andare al bar. Se è rimasto perché la legge non ha previsto che ci sono alcuni distributori che hanno anche la mescita di bevande e alimenti, non si va, punto. Mi spiace per i gestori di questi luoghi, ma non dovete andare nei bar. E purtroppo, guardate, anche ieri sera, prima che arrivasse il decreto, io ho fatto ritorno a casa, ho visto tavoli pieni fuori dalle terrazze dei bar. E tanto è vero che ho detto, va, durerà ancora poche ore, perché sapevo che usciva il decreto. E per fortuna, ma noi non possiamo in continuazione fare un'azione di repressione, perché questo è un percorso che dobbiamo fare assieme con serenità. Non possiamo correre dietro a gente che pensa che il virus non esista. Chiaro? Presidente, ma quindi secondo lei è arrivato questo momento non adottare delle misure un po' più restrittive, quindi chiudere anche appunto le aziende, magari le grandi aziende che lavorano corpo a corpo tra le persone, potrebbe essere un'ulteriore soluzione? Ma guardi, io mi fermo qui, dico semplicemente che questa non è un'attività che può fare la Regione, perché questa è una competenza squisitamente governativa. Peraltro c'è da dire una cosa. Scusa, perché non l'ho acceso prima? Non te l'avevo acceso prima, te ne accorgi adesso? No, ma ero fuori a fare altre cose. Ho capito. E dicevo, peraltro, devo anche dire un'altra cosa, che è pur vero che le misure fondamentali che arrivino a livello tutte le misure, non sto parlando solo di queste, perché poi abbiamo garantito l'accesso al tema dei fondi. Siccome si parla di 20-25 miliardi di euro, questi sono fondi che devono essere dedicati alle imprese. Dopodiché ho visto che questo provvedimento durerà fino al 25 di marzo, vi ricordo che le scuole restano chiuse fino al 3 e immagino che la situazione, se sarà quella che prevediamo noi, sulle scuole ho l'impressione che si apra un grandissimo punto di domanda per la riapertura, però anche questa è un'azione che andremo a valutare ed è di competenza nazionale e valuteremo al tavolo con il governo prima del 3 di aprile. Dico anche che tutte queste partite verranno poi, immagino, valutate. È pur vero che i temi che tu poni sono temi assolutamente reali. Prego. Gli faccio il test, facciamo così, infrango la legge, gli facciamo il test gratuito. Quelli che sono convinti che il virus non esiste si facciano vivi che facciamo il test. Ma quelli che sono convinti che no, adesso non vorrei che tutti chiamassero con la scusa di dire che il virus non esiste e vengono a fare il test. Ecco, capiamoci. Però come provocazione, se ci fosse qualcuno che è veramente convinto che lui non ha problemi a far nulla, probabilmente è uno già dei contagiati. Presidente, ieri la commissaria europea ha detto siamo tutti uguali, siamo tutti italiani, come si sente un po' di comunità? Sì, lo vado a dire a quelli che chiudono le frontiere, lo vado a dire alle foto che abbiamo visto, spero siano reali,
di frontiere di secondo livello con i massi per evitare il transito, andiamo a dirlo ormai in Europa che è sostanzialmente paralizzata. Allora prima lei mi chiedeva delle imprese, se continuiamo di questo passo le imprese non verranno chiuse dal DPCM ma verranno chiuse dai mercati, perché se le nostre merci non riescono ad andare fuori dai nostri confini finirà che le nostre imprese lavorano solo per il mercato domestico e non mi risulta che il mercato domestico sia sufficiente per le imprese venete e italiane. E comunque è un dato di fatto che qualcuno dice che Schengen non è sospeso. Io dico che bisogna prendere atto che quando tu vedi una colonna di macchine a un valico vuol dire che c'è qualcuno che ferma queste macchine, in teoria non dovrebbero neanche fermarsi. Non biasimo nessuno perché davanti a un virus comunque le reazioni sono le più disparate, però non è possibile che l'Europa sia così latitante. È scandaloso, è vergognosa l'assenza dell'Europa. E non sto facendo un discorso anti-europeista, io credo nell'Europa, però penso che l'Europa da un punto di vista finanziario è ancora in ritardo rispetto alla Federal Reserve che si è già mossa. E così è accaduto anche con la crisi del 2008. Prima Federal Reserve e dopo arriva la BCE. 2, l'Europa da un punto di vista sanitario non sta coordinando gli Stati membri. Ma scusate, ma è possibile che il Veneto fa 22.000 tamponi e ci sono stati europei che hanno i morti di coronavirus che hanno fatto meno tamponi del Veneto? Ma vi sembra normale? Ma cosa facciamo, il gioco di chi va in classifica? Noi siamo persone responsabili e io ho dato ordini di incentivare ancora di più i tamponi perché ogni positivo che troviamo sta a casa, 14 giorni. Abbiamo visto come funziona questo sistema. Ovvio che non riusciamo a farne 5 milioni, anche perché il solo costo di 5 milioni, facevamo il conto questa mattina, acquisto tampone analisi mettendolo a 30 euro, sono 150 milioni di euro. Capite che è difficile fare un'operazione del genere. Detto questo, a parte i tempi che fa 5 milioni, noi abbiamo una capacità di 1500 tamponi al giorno, una roba del genere sul laboratorio principale, arrivare a 5 milioni ci vuole tanto. Detto questo, l'Europa ha un comportamento scandaloso e sulle frontiere c'è questo tema, è un tema reale che non possiamo trascurare, perché molti approfittano anche di questa partita per chiudersi. Che sia chiaro che il virus è diffuso in tutto il mondo perché l'OMS ha dichiarato la pandemia e non possiamo accettare che il Veneto, la Lombardia e poi di conseguenza ovviamente l'Emilia Romagna e l'Italia siano diventate la One d'Europa. Chiaro? Perché il virus è arrivato un mese prima in Germania che in Italia. E se facevano i tamponi che abbiamo fatto noi, oggi avrebbero anche un'altra situazione descritta. E a me spiace anche che ci siano persone che anche mi scrivono, ci scrivono, che fanno, perché poi c'è sempre l'autodifesa, no? Ma chissà perché solo in Italia, ma state sbagliando la strategia, ma sì, vabbè, se qualcuno vuole offrirsi come cavia facciamo la prova. Guardate, questo è un virus che manda la gente in terapia intensiva. Noi non abbiamo mai avuto tutta sta gente in terapia intensiva, non so se l'avete capito. In Lombardia l'altro giorno sono morte 135 persone in 24 ore. Non in 24 mesi, in 24 ore. Il collega Fontana ha tutta la mia solidarietà e ieri sera mi diceva che sta andando in crisi, ovvero in esaurimento con i posti a Bergamo, in quelle province. Cioè la crisi è forte, non a caso hanno un padiglione della fiera attrezzato per terapie intensive. Ma guardi, questo è sempre un decreto del governo, perché la scuola non dipende da noi. Qualcuno dice adesso non voglio aprire fronti con l'autonomia. Ma noi non abbiamo competenze. La scuola, siccome non abbiamo l'autonomia, non è una competenza nostra, né il personale, ATA come viene definito, né i docenti, tantomeno la programmazione o l'indizione della chiusura, dell'indizione della chiusura e dell'apertura delle scuole. Dipende dal governo, tanto è vero che ci vuole un decreto del governo. E il personale ATA nel DPCM che ho visto è previsto che ci vada a fare le attività, sono gli amministrativi, immagino che non siano folle perché sono degli amministrativi e ovviamente i bidelli, adesso non so se offendo qualcuno a chiamarli bidelli, insomma chi si occupa diciamo dell'assistenza del resto delle attività. Punto.
immagino che nei grandi edifici non siano in tanti, però mi fermo qui, nel senso che questa disposizione va corretta con un DPCM, non con ordinanze della Regione. Presidente, Walter Ricciardi dell'OMS, consulente anche del Ministero della Salute, ha appena dichiarato: sarà una guerra molto lunga, se tutti collaboriamo forse possiamo arrivare all'estate per superare questa emergenza. Come possiamo poi commentare anche questa frase? Che le abbiamo già dette noi queste cose, le abbiamo già dette noi nei nostri modelli. Se non si interviene in maniera importante abbiamo gli ultimi i pazienti a luglio. Mi fermo qui, non vi dico nel frattempo cosa accade. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, lei ha detto che Stiamo lavorando. C'è un tema i temi sono alcune linee totalmente vuote, altre fortemente piene, e il tema della sicurezza. È ovvio che finché restano aperte alcune attività o alcuni movimenti di cittadini è inevitabile che il peso, sì, tutti dicono l'industria, ok, ma c'è anche il tema degli uffici, c'è anche il tema degli amministrativi, per cui cercheremo di capire bene tutto anche rispetto ai nostri uffici regionali. Però ci sta lavorando la Sole De Berti. Abbiamo delle tempistiche? In tempo reale. Arriverà un comunicato oggi. In tempo reale. Prego, altre? Io andrei sulle domande Prego. dei colleghi da casa che hanno chiesto chiedo scusa ai colleghi presenti, sono Carlo Parmigiani, sono il capo ufficio stampa. Allora, io vado in ordine di arrivo delle domande. Bastianello, Genziagi, a fronte del boom di nuovi contagi. Accendete un microfono, almeno si sente. No, si sente. Preoccupa la crescita di nuovi cluster o di fatto sono sempre gli stessi? No, guardate, il tema del cluster è un tema scientifico asseverato, cioè, quindi è così, ma ormai noi vi ricordate quando vi dicevo guardate che il virus è ubiquitario, ecco, ci ha raggiunto anche l'assessore Lanzarin, e il virus è ubiquitario, lo è a tutti gli effetti, quindi non andiamo, diciamo che abbiamo i nuovi focolai, punto. Abbiamo la Cristina Giacomuto, giornale di Vicenza, con me 9 domande, andiamo velocemente. Progetto tamponi con l'Università di Padova. Lo presenteremo a tempo debito. I medici di base anche ieri hanno denunciato di Nel senso lo presenteremo a tempo debito anche perché noi con i tamponi stiamo continuando a andare avanti. Rispetto al progetto nello specifico del professor Crisanti, stiamo attendendo il professore che rientra da Londra e ha avuto difficoltà per giorni per poter essere autorizzato a tornare in Italia. Sì, Crisanti. I medici di base hanno denunciato ieri di sentirsi un po' abbandonati, non supportati, senza DPI, tanto che si autotassano e stoppano l'assistenza programmata. Cosa risponde? Ma che i medici di base fanno un buon lavoro, l'abbandono lo sentiamo tutti in queste ore, cioè anch'io quando mi trovo da solo a prendere decisioni, però è altrettanto vero che facciamo un lavoro di squadra. E poi voglio anche dire una cosa, il problema dei dispositivi è un problema reale, cioè una volta per tutte riusciamo a registrare che non è un problema di maleducazione o disorganizzazione, mancano i presidi, punto, ma mancano nel mondo. Cioè, l'avete capito o no? Che mancano nel mondo. Cioè, oggi la mascherina, letteralmente il cartone di mascherine viene rubato da una comunità all'altra a livello internazionale. Soldi dello Stato, 20-25. Vi ricordo che peraltro, che la Protezione Civile da subito ha fatto un'ordinanza prevedendo che tutte le produzioni nazionali non debbano uscire dal territorio nazionale, per cui anche quei pochi produttori producono solo per l'Italia, ma non bastano. E 20-25 miliardi, quanti fondi potrebbero arrivare in Veneto? Forcolini aveva detto che il Veneto ha diritto a una quota importante. Vabbè, ma questo poi lo vedremo, diciamo, con le suddivisioni, ovvio che non è che restiamo a secco. Trasporto pubblico lei ha già risposto, c'è il problema donazione del sangue, scorte. L'abbiamo già detto. E medici di base abbiamo detto, terapia intensiva, come sta andando l'abbiamo detto, sui medici e sul sangue no, quindi mi pare le domande sono finite. Bene. Nico Russi Moro, giornale Corriere del Veneto, un secondo, chiedo scusa. Nico Russi, ecco qua. Ecco, la collega Nico Russi Moro chiede quando iniziano i tamponi su
Ma noi stiamo procedendo con i tamponi, tanto è vero che abbiamo passato i 20.000, forse 22.000, roba del genere, e quindi noi di fatto siamo stati quelli negligenti che hanno sempre voluto fare i tamponi, criticati da tutti, anche da media, che volevano farci la lezione del fatto che erano inutili, ma noi li abbiamo fatti e per fortuna qualche esito penso lo abbiano dato questi tamponi, no? Trovare il positivo, asintomatico e isolarlo, e isolare tutta la corte dei contatti. Continuiamo, nel senso che noi non ci fermiamo. Ovviamente abbiamo ordinato, abbiamo già comunque una dose di tamponi, insomma, che ci vogliono settimane per farli tutti, ma abbiamo un magazzino in riempimento perché vogliamo comunque incentivare e incrementare ancora di più con un'organizzazione, diciamo, fatta in maniera diversa i tamponi. Occhio che 5 milioni di veneti da tamponare è impossibile temporalmente e anche dal punto di vista economico. La collega Pederiva del Gazzettino chiede: il piano Marshall per la sanità, cosa ci sarà dentro? Sospensione delle attività di specialità residuale per dare gli spazi ai malati di Covid-19? Beh, questo è un ragionamento che ci sta di minima, però vi posso garantire che quando l'avremo diciamo nero su bianco, diciamo che l'abbiamo già la bozza, lo presenteremo ufficialmente perché va presentato e spiegato, onde evitare che poi ognuno dia la sua spiegazione. Io non vedo altre domande, se non fosse, ecco, il collega Bonet chiede: fa appello a forza dei carabinieri per controlli? Sì, guardate, ne ho parlato anche ieri. Io penso che ci siano sempre, c'è una quota di irriducibili che non vuol capire che questa è una tragedia, una vera e propria emergenza. Per cui immagino che i veneti, che sono persone per bene e responsabili, per la stragrande maggioranza, la quasi totalità, capisce e sa che deve rispettare le regole e stare a casa. Poi c'è sempre qualcuno che pensa di essere un premio Nobel e questo lo dedichiamo alle forze di polizia, e ricordo che non si tratta di pagare una multa, è penale, si viene denunciati. È penale, si viene denunciati, cioè se qualcuno non ha ancora capito, quando ti fermano e non riesci a dare giustificazione del fatto che ti trovano alle 10 di sera in giro per le strade e non stai andando a lavorare, non hai un impegno indifferibile, è penale, ti denunciano d'ufficio, dopodiché te la vedi col tribunale. Quindi, perché forse qualcuno non ha capito la gravità della cosa. Qualche problema di audio, vediamo. Chiedo scusa per l'artigianalità Va bene. della conduzione, ma mi pare che abbiamo risolto il problema anche se in via mediata. Grazie. Sapete, no, ha delle domande specifiche? No, le facciamo da qui i corsi, se non ti spiace. Prego. Prego. Presidente, rischio dei positivi asintomatici, non lancia, che si deve fare? Eccoci qui, si è conclusa la conferenza stampa di Luca Zaia, adesso ci sono le domande delle televisioni e che naturalmente poi ci saranno anche le nostre, ve le manderemo. È stato detto molto, è stato ribadito il fatto, ha voluto innanzitutto spiegare qual era la sua risposta a chi lo contestava, ma se ci sono 1500 casi in Veneto, si riferiva naturalmente a ieri, adesso vediamo qual è invece la situazione di quella odierna, se ci sono 1000. Sì, ma lui va bene, ritorniamo, allora sentiamo anche le domande che stanno facendo le altre TV. Ma guardi, noi stiamo redigendo come governatori delle regole ovviamente a tutela dei lavoratori e della sanità pubblica nelle aziende. È pur vero che le aziende verranno messe in discussione nella loro produzione anche dal fatto che ormai alle frontiere è difficile uscire dall'Italia non solo per le persone ma anche per le merci. Questo perciò porterà ad una situazione al limite del rischio collasso economico? Beh, se l'avremo da un punto di vista sanitario c'è grosso rischio anche da un punto di vista economico. Qualcuno qualche settimana fa diceva che non bisognava parlare di recessione. Io dico che con questi indicatori il governo deve sapere che le nostre imprese hanno bisogno assoluto di aiuto. Serve un piano come nella guerra, un piano di guerra?
Guardi, io l'ho chiamato piano Marshall per ovviamente mutuare quell'esperienza. Ci vuole un piano straordinario da un punto di vista sanitario, questo è poco ma sicuro e noi ce l'abbiamo, ma serve anche per le imprese, un piano Marshall per le imprese. 25 miliardi del governo sono il punto di partenza e non il punto d'arrivo. Ma le attività produttive non bisognerebbe chiuderle del tutto per evitare quei movimenti che lei ritiene a rischio per il rischio appunto dell'epidemia coronavirus? Guardi, è fondamentale dire prima di tutto che la chiusura delle imprese non è una competenza di legge nostra. 2, se avviene deve avvenire con decreto perché poi ci sono le risorse a fianco per ristorare il danno. 3, terzo aspetto fondamentale è che noi dobbiamo rispettare anche tutte le regole per quanto riguarda tutte le altre restrizioni che spesso non rispettiamo. Dalla Confindustria voci contraddittorie su questo aspetto delle imprese. Lei che dice? Ma che il mondo degli industriali è assolutamente spaccato a metà. C'è chi sostiene che la chiusura per un paio di settimane o 3 settimane e creare voto sanitario con il coprifuoco sia la miglior soluzione, probabilmente dal punto di vista sanitario lo è, e chi invece pensa che tenere aperte le imprese con restrizioni dal punto di vista sanitario possa essere la soluzione. Di mezzo cosa c'è? Quello che vi ho detto dal primo giorno, la validazione scientifica. Se c'è un comitato scientifico, batta un colpo e ci dica cosa pensa. Lei cosa ne pensa? Ma io penso che applico le direttive del comitato scientifico, visto e considerato che ci hanno spiegato che loro sono gli esperti e noi no. Secondo lei perché c'è stato un cambio così di passo nella situazione tra le prime avvio dell'emergenza coronavirus, che l'ha visto sempre in prima linea, ad una totale preoccupazione adesso? Ma perché siamo partiti con un virus che veniva descritto come una semplice influenza, c'è ancora qualcuno che è convinto di questo. E poi pian piano, strada facendo, si è capito che questo virus manda le persone in terapia intensiva e devono essere intubate. Dall'altro voglio ricordare che poi qualcuno magari anche discuteva del fatto cosa ci fa Zaia tutti i giorni in sala operativa in protezione civile. Adesso si è capito cosa ci facevo. Senta, per quanto riguarda l'emergenza sanitaria, lei dice che si può arrivare, diciamo, lo dico io, si può arrivare ad un collasso della struttura No, lo dico sanitaria. io. Lo dico io, nel senso che se non ci diamo da fare e non diamo una mano alla sanità del Veneto rispettando le regole, non uscendo di casa, finisce che arriviamo a un punto di non ritorno. Ad oggi abbiamo la situazione sotto controllo, sono stati bravi i nostri operatori, però è pur vero che se la curva continua a crescere senza che nessuno di noi si metta d'impegno, finirà che non avremo letti a sufficienza per tutti. A questo punto state preparando un piano, cosa vuol dire? Il piano ce l'abbiamo, lo presenteremo. È un piano che prevede anche, diciamo, lo stress test totale, però ovviamente più imponente la mole di veneti da curare, ovviamente più si diluiscono le cure, visto e considerato che poi la capacità di cura, quella che abbiamo di altissima qualità, a un certo punto comincia a scemare perché la qualità su grandi masse è difficile mantenerla. La Lombardia apre dei capannoni della fiera per mettere... Per noi non c'è questa eventualità al momento. Veneto non c'è questa eventualità, ma invece di utilizzare ospedali che sono stati parzialmente chiusi o già chiusi, c'è questa ipotesi di affidare, di riaprire strutture sanitarie? Non c'è questa eventualità per noi in questo momento. E cosa verrà fatto per Il piano lo presentiamo un altro giorno. Grazie. Sì, ma veloci ragazzi. Scusate, nel frattempo è giunta la collega Melipoli che chiede ma se teoricamente con un crowdfunding trovassimo tutti i fondi è ipotizzabile fare tamponi a un numero di cittadini? Guardate, da un punto di vista temporale diventa una roba impossibile, nel senso che 5 milioni di tamponi vuol dire che arriviamo forse all'estate, cioè una roba impossibile, e dall'altro costa circa 150 milioni di euro, cioè capite che con 150 milioni di euro riusciamo a fare cose molto più incisive sulla cura dei pazienti. Vi dico che noi stiamo comprando respiratori, ne sono arrivati altri 60, 55 monitor. La vera sfida qui è mettere in piedi letti, casomai volanti, ma che abbiano monitor, terapia intensiva e via. Vi ricordo che su nostra richiesta sono stati abbassati anche gli standard di queste postazioni, per cui oggi riusciamo a essere molto più agili nel mettere in piedi postazioni. Governatore, le volevo chiedere, non di competenza regionale, ma comunque è un tema molto delicato, le nostre carceri, la situazione? Guardate, da un punto di vista sanitario c'è un responsabile sanitario nelle carceri
e dipendono dal governo, per cui mi fermo qui, punto. Cioè, non conosco la situazione. Grazie, buongiorno. Se volete c'è l'assessore Lanzarin se volete chiedere qualcosa. Sta finendo la conferenza, si sta valutando se parla anche l'assessore alla sanità del Veneto Lanzarin, ma come vedete si è conclusa la conferenza del governatore, vari i punti che sono stati toccati, li riassumiamo dopo la pausa pubblicitaria che facciamo adesso, pochi minuti, e poi riassunto, tutti i dati e tutta la diretta naturalmente con voi fino a tarda notte. Ben ritrovati, abbiamo sentito il governatore Zaia ha detto chiaramente innanzitutto un appello ai donatori di sangue: andate, ne abbiamo bisogno perché tutto il resto delle emergenze sanitarie purtroppo continuano esattamente come prima. C'è da dire che ha spiegato il governatore Zaia la sua frase di ieri: potrebbero essere 2 milioni di veneti, molto semplice. Come fanno? Gli hanno chiesto se ce n'erano solo 1.500 positive ieri. Ha spiegato, non è che ci sono 1.500 persone positive al coronavirus in Veneto, ci sono 1.500 persone che sono rimaste, si sono viste appunto positive al coronavirus al test. Sono stati fatti molti test in Veneto, ci ha ricordato circa 22.000, più di molti altri stati europei, ma detto questo è stato detto anche con grande chiarezza da parte del Presidente che ovviamente è ovvio che ci siano molti più casi, questi sono stati quelli testati. È la stessa cosa se ci pensate che ha detto Angela Merkel quando ha detto supponiamo che il 60-65% dei tedeschi si ammalerà sarà positiva al coronavirus qualora riuscissimo a fare su 90 milioni di tedeschi 60-70% di test, cosa ovviamente impossibile. Stiamo ragionando per via sperimentale. I test sono uno strumento sperimentale che poi viene usato statisticamente, quindi non avremo mai lo screening totale di una nazione, forse di San Marino potrebbe essere possibile, poi fare lo screening totale di Vo sui Colle Euganei, ma non certamente puoi fare uno screening totale generale di tutti. Allora, andiamo a vedere la Johns Hopkins University, che secondo noi è molto importante. Con questo spostiamo proprio, se ci riesco ovviamente, niente, non ci riesco, vediamo, io faccio un refresh, abbiate pazienza proprio della situazione, scusate, faccio proprio un refresh del computer, vediamo. Niente, volevo farvi vedere i dati aggiornati che vedevo prima, ma mi sono fissato evidentemente devo ricontrollarli perché mi sono fissato sull'Asia e in generale dei casi confermati in totale, quindi vi faccio una in generale. Allora, per quanto riguarda invece il nostro rundown che provvedo intanto a salvare, chiedo scusa, sono proprio questioni tecniche che sto cercando di vedere assieme a voi. Tanto ditemi cosa c'è pronto di servizio, così intanto lo mando, che vedete lì, e poi sì, sentiamo cosa dice l'assessore al commercio e quindi in prima linea anche lui ovviamente della regione Veneto Marcato. Dai supermercati mi dicono che fanno fatica a gestire la situazione perché ci sono più e più casi di persone che vanno a fare la spesa in 3-4 per famiglia. Allora, siccome non è necessario, a meno che non ci siano motivazioni particolari o gravi, andare con l'accompagnatore, ecco, per piacere, non serve fare la gita familiare per andare a fare la spesa. Una persona per famiglia che vada a fare la spesa, altrimenti rendete impossibile la gestione. Grazie. Insomma, molto molto chiaro, avete visto anche con una grafica sul suo
Facebook è molto, molto chiara: andate una persona per famiglia a fare la spesa, se no appunto le cose non vengono messe a posto se andiamo tutti a fare, siamo al punto a capo, in poche parole. Una per famiglia a fare la spesa, ove è possibile. Naturalmente immagino che chi ha un bambino di 1 anno non può ovviamente lasciarlo a casa se si trova da solo, ma meno persone si muovono, come sempre, meglio è. Allora sentiamo proprio il punto del Premier. Vorrei cominciare ringraziando prima di tutto ancora una volta i medici, gli operatori sanitari, i ricercatori, che semmai anche in questo momento che vi parlo stanno lavorando senza sosta negli ospedali per combattere l'emergenza sanitaria, per curare i nostri malati. Il mio grazie va anche a tutti voi che state rispettando le misure che il governo ha adottato per contrastare la diffusione del virus. Vi ringrazio perché so che state cambiando le abitudini di vita, state compiendo dei sacrifici e so che non è facile, ma sappiate che queste vostre rinunce, piccole, grandi, stanno offrendo un grande contributo prezioso al Paese. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Certamente ci guardano per i numeri del contagio, vedono un Paese che è in difficoltà, ma ci apprezzano anche perché stiamo dando prova di grande rigore, di grande resistenza. E io ho una profonda convinzione, vorrei condividerla con voi. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno, ci prenderanno come esempio positivo di un Paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. Siamo, lo ricordo, il Paese che per primi in Europa è stato colpito più duramente dal coronavirus. Siamo anche quelli però che stanno reagendo con maggior forza, con la massima precauzione, diventando giorno dopo giorno un modello anche per tutti gli altri. Governare significa avere una visione a 360 gradi. Questa sfida, ormai lo sappiamo bene, riguarda la salute dei cittadini, è una sfida che mette a dura prova il nostro sistema sanitario nazionale, ma riguarda anche la tenuta della nostra economia, del nostro tessuto produttivo fatto di piccole, di medie imprese. Nelle scelte che ho fin qui assunto abbiamo tenuto conto, insieme a tutti i ministri, di tutti gli interessi, di tutti i valori in gioco. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Al primo posto c'è e ci sarà sempre la salute degli italiani. Solo pochi giorni fa vi ho chiesto di cambiare le vostre radicate abitudini di vita, rimanendo a casa il più possibile, uscendo solo lo stretto necessario. La stragrande maggioranza di voi italiani ha risposto, lo devo dire, in modo straordinario. Quando ho adottato queste misure, che limitano anche alcune delle nostre amate libertà, ero consapevole che si trattava di un primo passo e ragionevolmente non sarebbe stato l'ultimo. Oggi è chiaro, siamo consapevoli che in un paese grande, moderno, complesso come il nostro bisogna procedere gradualmente affinché non tutti possano comprendere il difficile momento che stiamo vivendo e anche predisporsi per accettare i cambiamenti richiesti. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Il passo in più, o i tanti passi in più che stiamo lanciando tutti, dopo sentiremo anche quali sono le parole che il Premier ha usato per i negozi, però prima vediamo assieme alcune al numero che vedete qua sopra, alcune delle domande che ci state facendo, che state facendo naturalmente agli esperti. Per esempio, buongiorno, alla luce del nuovo decreto, i centri poliambulatoriali privati dove si effettuano visite mediche non convenzionate possono rimanere aperti? È esattamente come le farmacie, suppongo stiamo parlando di questioni mediche, poi non ha a che fare con il commercio. Quindi il decreto specificamente si indirizzava al commercio, naturalmente con tutte
le procedure e le disposizioni di sicurezza che devono essere attivate in questi casi per quanto riguarda la distanza, i dispositivi e le sicurezze, quelli che ormai conosciamo bene ma che dopo ci risentiamo perché vale sempre la pena di ripeterli. Lavoro presso una piccola azienda dove svolgo attività come cuoca. Per raggiungere il mio posto di lavoro devo prendere l'autobus, non so come comportarmi, devo andare al lavoro. Le attività, la mensa, attenzione, per quanto riguarda le mense, il decreto ne parla specificamente delle mense, le mense che non riescono a garantire la distanza eccetera non possono tenere aperto, quindi tenga presente che probabilmente nella quasi totale maggioranza dei casi le mense appunto sono chiuse. Tra poco credo che ci collegheremo anche con Valentina Visentin dal centro di Padova per vedere una situazione. Intanto leggo altre delle vostre richieste. Vorrei sapere se una persona normale decide di andare fuori casa a fare una passeggiata magari nel centro di città, lo può fare oppure incorre nel penale. Allora la passeggiata, e credo di poterlo vedere da Piazza della Frutta di Padova, non è esattamente una cosa che si possa fare, perché il decreto espressamente la passeggiata non la permette, non si può andare a fare una passeggiata, vero Valentina Visentin? In realtà abbiamo visto pochissima gente e quella pochissima gente che abbiamo visto aveva le borsette della spesa o si era fermata nell'unico banco di frutta e verdura che è presente oggi in Piazza della Frutta. Ricordiamo che qui in Piazza della Frutta ci sono sia banchi alimentari che banchi di abbigliamento. I banchi di abbigliamento non sono stati proprio posizionati, l'unico banco presente era quello di frutta e verdura e le poche persone che abbiamo visto, in gran parte munite di mascherina oppure anche con i guanti monouso, si fermava a quel banco a distanza di sicurezza per acquistare alcuni prodotti e poi rientrava. Davvero pochissima gente qui in centro storico a Padova, lo abbiamo visto anche attraversando la città per arrivare fino a qui con Piazza Insurrezione, il parcheggio uno dei parcheggi principali di Padova completamente vuoto, quindi insomma una città davvero spettrale. E adesso vi mostriamo anche un po' la situazione appunto delle piazze di Padova. Intanto qui in Piazza della Frutta vedete anche molti negozi che non sono ovviamente alimentari, come questa merceria o l'agenzia immobiliare. Vi facciamo vedere anche il cartello che ha appeso questa merceria. Lo vedete, in merito alla situazione di emergenza sanitaria il negozio rimarrà chiuso, salutano i clienti e anche danno informazioni ai corrieri con il numero da contattare in caso di necessità. Dicevamo tantissima gente che ha cominciato ad usare le mascherine, li vediamo anche se passeggiano singolarmente, usano la mascherina. Adesso vi portiamo a vedere anche la situazione di Piazza delle Erbe. Chiedo a Federico Cibotto di seguirmi, facciamo una passeggiata. Non potrei... Ti volevo chiedere, mentre cammini, così ti lascio respirare, non sei passata dal mezzo, cioè dal sottosalone, perché il sottosalone è chiuso, che è un grande mercato coperto, per chi non conosca. Ve lo mostriamo anche fra poco, in realtà ve lo facciamo vedere alla fine solo per una questione tecnica di sbalzo di luci. Restiamo a farvi vedere prima la parte all'aperto della città e poi vi facciamo vedere un attimino com'è la situazione nel sottosalone, dove le botteghe, abbiamo già dato una controllata, sono pochissime aperte e molte con le serrande abbassate. Prima di entrare volevamo solo farvi vedere Piazza delle Erbe com'è. Ecco, chi non la conoscesse, chi non conosce Padova o la conosce poco, sia Piazza della Frutta che Piazza delle Erbe, come in questo momento, sono le piazze, diciamo, dei mercati padovani, e in mezzo c'è la sala della Ragione, che è un mercato di fatto coperto. Eccoti qua, ti lascio parlare così ti ho lasciato respirare un attimo. Eccoci qua, siamo in Piazza delle Erbe, i banchi sono leggermente maggiori rispetto a quello di Piazza della Frutta, ma proprio per il motivo che vi spiegavo prima, in Piazza della Frutta molti banchi sono di abbigliamento e quindi oggi non si sono proprio presentati. Qui invece ci sono i banchi della frutta, sono molto meno rispetto alla situazione che c'era prima dell'emergenza coronavirus. Tanti stanno già chiudendo e anche vedete pochissime le persone che stanno acquistando. Vi facciamo vedere ancora delle vetrine sotto il salone, è aperta per esempio il panificio e il piccolo supermercato, ma è chiuso l'arrotino, è chiuso il kebab per asporto e adesso vi mostriamo anche le ultime botteghe sotto il salone, quindi entriamo proprio a farvi vedere sotto il salone com'è la situazione. Questa macelleria per esempio è aperta, però vedete questo bar ha chiuso.
e anche qui comunque alcune botteghe hanno deciso di chiudere e molti nel pomeriggio non apriranno, hanno chiuso tutti i bar di Piazza della Frutta e Piazza delle Erbe. Molto probabilmente in giornata il comune, che questa mattina alle 7 ha iniziato a sanificare completamente tutti i quartieri, piazze e strade, anche gli storici leoni del caffè Pedrocchi, oggi dovrebbe comunicare anche la chiusura dei parchi giochi della città. Ecco Valentina, allora ti lascio semplicemente con un'unica battuta, diciamo lì la problematica di tenere le distanze di 1 metro sembra proprio non esistere. Sì, perché veramente avete visto c'è pochissima gente in giro. Quelle persone che abbiamo visto era per lo più da sola, e anche se era da sola aveva la mascherina. Se invece erano in coppia entrambi tenevano la mascherina. Abbiamo notato questo comportamento, quindi questo senso civico e di rispetto di molti padovani, ma veramente li possiamo contare sulle dita di una mano le persone che abbiamo visto, Ecco, diciamo finché aspettavamo di collegarci con voi. Che anche questa un'ora ovviamente in cui non c'è mai molta gente, però probabilmente un po' tutti stanno imparando a scaglionare il più possibile l'evitare in qualsiasi modo di fare orari di maggiore affollamento. Assolutamente sì, perché poi noi siamo arrivati qui che era 12:15, 12:30, e quindi l'orario invece dove tradizionalmente c'è maggiore affluenza, perché si arriva a prendere le ultime cose prima dell'ora di pranzo, e anche a quell'ora lì veramente le persone ne abbiamo viste veramente poche. Anche fuori dalle farmacie questa mattina c'erano alcune persone in coda a distanza di sicurezza e tutte con le mascherine. Perfetto, grazie molte a Valentina Visentin, a Cristian Roque Allende per questo, no, è a Federico Cibotto, giusto? Per questo, Federico Cibotto. Sì, Federico Cibotto, per questo collegamento e insomma è una testimonianza in diretta del fatto che i veneti stanno rispettando insomma in gran parte le disposizioni. È ovvio che in questo momento il virus, facendo così, deve iniziare in qualche modo a rallentare, anche se ci hanno spiegato e rispiegato che ci saranno settimane per vedere questi risultati e che le cose, insomma, come dice sempre, ha detto 3 volte il governatore Zaia, ci vuole anche fortuna, però la fortuna andiamocela a cercare con un comportamento virtuoso. Ora c'è una pausa pubblicitaria, poi abbiamo moltissimi dati e servizi da vedere assieme. Ben ritornati appunto in linea con noi in diretta per il racconto, le notizie che possiamo darvi man mano che arrivano, il punto generale, uno sguardo anche sul mondo, perché ovviamente la pandemia che tale è globale. Permettetemi di leggere alcune altre vostre domande, punti, osservazioni. Lavoro in fabbrica ma abito con mio papà che ha diverse patologie, cosa devo fare? Diciamo la domanda è, può chiedere giorni in base alla richiesta di poter avere possibilità di rimanere a casa in qualche modo, tramite ferie da smaltire, tramite la possibilità di congedi limitati a questo, oppure diciamo, secondo me quello che deve fare è chiedere alla propria azienda le possibilità che le vengono offerte, che credo un po' tutte le aziende stiano cercando di fare, di agevolare i propri dipendenti in attesa di ulteriori decreti che possono anche misurarsi con il lavoro, decreti che naturalmente sono allo studio. Lavoro in un supermercato e da una settimana abbiamo visto un aumento spaventoso della clientela, ma non per fare la spesa ma per farsi un giro, altro che stare a casa. Il messaggio non è stato recepito di sicuro, state a casa. Diciamo che allora in quel supermercato interessante quello che ci sta dicendo. Io personalmente ho visto alcuni supermercati, insomma per necessità familiari come tutti noi, e quei supermercati li ho trovati diciamo con la gente che invece andava lì proprio per fare la spesa, si teneva abbondantemente distanziato. Ho iniziato a vedere
Le mascherine, alcuni dipendenti ce l'avevano, altri no, però insomma proprio gente che andava a fare un giro, però probabilmente magari ci sono luoghi magari più grandi dove qualcuno ancora non ha capito, non ha recepito, ma ci sembra che man mano le cose vengono recepite, l'importante è che vengano recepite il prima possibile, perché una persona che non recepisce fa dei danni enormi comunque. Mio marito lavora in fabbrica, può stare a casa di sua volontà per evitare il contagio. Cosa rischia? No, di sua volontà deve parlare con l'azienda, e vedere cosa si può fare. Come avete visto, le aziende, la produzione non sono state bloccate, quindi secondo noi quando ci sono casi del genere va contrattato aziendalmente qual è la situazione, in attesa appunto, lo ripetiamo come abbiamo detto prima, di una chiarezza con ulteriori decreti che invece vadano proprio a impattare su quello che è il mondo del lavoro, e che sicuramente, come avete sentito più volte, sono allo studio e devono essere anche probabilmente messi a punto con le varie categorie. Allora diamo un'occhiata assieme a qual è la situazione globale, prima di andare a sentire cosa aveva detto proprio su il Premier a risposta di quello che ci state chiedendo, a parziale risposta per quanto riguarda le attività commerciali, e lo risentiamo, poi magari lo andiamo a vedere anche proprio con il decreto. Prima sentiamo le parole del Premier, andiamo a vedere cosa è il decreto, ma prima diamo un'occhiata alla mappa globale. La mappa globale è questa qui, con i casi confermati, che ovviamente i casi nel mondo sono molto di più. Noi ci concentriamo allora sull'Europa, vediamo l'Europa, e assieme all'Europa vediamo se riusciamo proprio a a vedere la situazione generale. Allora, come vedete, questi sono i casi, quello in bianco, 827 morti accertati in Italia, 1000 sono quelli verdi, sono quelli guariti. Per quanto riguarda chi sta come noi, ha un trend molto simile a noi, è l'Iran, che ha 10.000 persone, 7.000 persone, 800 sono la Corea del Sud, ma ci sono alcune differenze fondamentali. Queste differenze fondamentali sono quelle, vediamo se riesco a spostarvelo, scusate, un po' a favore di lettura in maniera più chiara, eccolo qua. Vedete come vanno i nostri vicini, perché questa invece è una cosa che ci interessa molto. 2000 casi in Francia con 48 morti già accertati, quindi loro continuiamo a dire che sono una decina di giorni dietro a noi, ed è vero, hanno un tipo di curva molto simile alla nostra. 2277 sono in Spagna, e anche la Germania ha passato i 2000 casi. Restano solo 3 morti, bisogna vedere se i tedeschi computano i morti che hanno patologie e coronavirus come patologie e basta. Per esempio una persona che ha una malattia oncologica e ha contratto il coronavirus e arriva al decesso, se viene contata come persona che è morta per malattia oncologica, sembra che i tedeschi stiano attuando questa tipologia, è per quello che ci appaiono solo 3 morti in quello che appunto è il dato della Germania. Però è molto importante questi 3 dati, Francia, Spagna e Germania, ma anche la vicina Svizzera, che proprio collega con noi, ha 652 casi. È del tutto inutile quindi che la Slovenia metta i massi per isolare l'Italia sui posti di confine, una vicenda veramente imbarazzante proprio per quello che è la solidarietà europea. Molto importante questo 1323 che vediamo, ci siamo spostati negli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti hanno fatto pochissimi tamponi, i morti ci sono già, ma quello che viene detto da importanti università come l'Università della California è che probabilmente i casi attivi già a fine marzo erano più di 9.000 per quello che sono le loro rilevazioni statistiche, quindi ufficialmente scrivono 1.300, ma in realtà il virus sta lavorando moltissimo negli Stati Uniti, che come sapete è essenzialmente sanità privata, e quindi non ha quasi coordinamento per quanto riguarda queste, insomma sono tutti molto preoccupati negli Stati Uniti, e la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto e ridetto più volte che si tratta in generale di molti stati, a differenza dell'Italia, stanno facendo inactivity, cioè proprio non stanno facendo nulla di attivo per poter contrastare la malattia. Quindi diciamo hanno esplicitamente fatto un plauso all'Italia. Allora andiamo a vedere cosa diceva il Premier Conte ieri sera sul tardi a proposito dei negozi.
l'Italia rimarrà sempre una zona unica, l'Italia protetta, ma ora disponiamo anche la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, di prima necessità, delle farmacie e delle parafarmacie. Nessuna corsa, attenzione, non è necessario fare nessuna corsa quindi per acquistare cibo nei supermercati. Chiudiamo però negozi, bar, pub, ristoranti, lasciando la possibilità di fare consegne a domicilio. Chiudono anche parrucchieri, centri estetici, chiudono i servizi di mensa che non garantiscono una distanza di 1 metro di sicurezza. Per quanto riguarda le attività produttive, le attività professionali, va attuata il più possibile la modalità del lavoro agile, vanno incentivate le ferie, i congedi retribuiti per i dipendenti, restano chiusi i reparti aziendali che non sono indispensabili per la produzione. Industrie e fabbriche potranno ovviamente continuare a svolgere le proprie attività produttive a condizione che assumano protocolli di sicurezza adeguati a proteggere i propri lavoratori al fine di evitare il contagio. Sono incentivate le fabbriche e le industrie a predisporre misure che siano adeguate per reggere questo momento, quindi regolazione dei turni di lavoro, ferie anticipate, chiusura dei reparti non indispensabili. Resta ovviamente garantito lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali, tra cui i trasporti, dei servizi di pubblica utilità, dei servizi bancari, postali, finanziari, assicurativi, nonché di tutte quelle attività necessarie, comunque accessorie, rispetto al corretto funzionamento dei settori rimasti in attività. Saranno garantite le attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agroalimentare, comprese le filiere che offrono beni e servizi rispetto a queste attività. Quindi continueranno le loro attività nel rispetto ovviamente della normativa igienico-sanitaria. La regola madre rimane la stessa. Dobbiamo limitare gli spostamenti alle attività lavorative per motivi di salute o per motivi di necessità, come il caso di fare la spesa. Dopo sentiamo anche il Premier sui tempi, sulle tempistiche, perché è molto importante. Stiamo rimandandovi a pillole quello che è stato detto dal Premier, che è poi il riassunto di quello che è il decreto con il quale stiamo fronteggiando tutti la vita di tutti i giorni. Leggo un altro dei vostri messaggi. L'OMS, ovvero l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha decretato la pandemia globale, le fabbriche continuano a restare aperte, in quella di mia moglie gli operai arrivano da vari paesi infetti, siamo infetti anche noi, posso dire. Da quando c'è l'emergenza l'azienda non ha mai fatto mettere le mascherine, inizialmente un responsabile misurava la febbre, poi la cosa è stata lasciata ai dipendenti e certi non lo facevano. Mia moglie è a rischio e non può rimanere a casa. Questo naturalmente, insomma, se non vengono fatte rispettare le procedure che lo Stato, il governo ha diramato come procedure importanti, la cosa migliore è chiedere ai vostri rappresentanti di sicurezza aziendali che vengano fatte rispettare, se vengono fatte, se non sono fatte rispettare, oppure se magari lei pensa che non siano fatte rispettare ma sono corrette. Quindi la direzione è proprio parlare con i rappresentanti della sicurezza all'interno delle aziende che, come sapete, ci sono. Quindi insomma le aziende stanno imparando anche loro a gestire una situazione estremamente complessa. Ci sono aziende che lo fanno, ci sono aziende che lo fanno sulla carta, altre che invece lo fanno in pratica, altre che stanno imparando. Le direttive sono state anche a livello governativo molto complicate da recepire, da comprendere. Certe attività lavorative hanno determinati processi per cui il metro difficilmente viene rispettato. Insomma, ci sono veramente molte cose complesse che appunto vengono valutate. Volevo farvi vedere alcune immagini che riguardano il centro di Padova e queste immagini riguardano appunto la sanificazione del famoso stabilimento Pedrocchi. Abbiamo sentito prima Valentina Visentin che parlava proprio dei leoni del Pedrocchi, che sono un simbolo, tutti i bambini ci vanno sopra, e ecco qua come vengono appunto sanificate
viene sanificato uno dei simboli padovani, uno dei simboli del Veneto, soprattutto uno dei simboli, il caffè senza porte, quindi un luogo di incontro, un luogo in cui i veneti da secoli si incontrano, progettano, parlano, raccolgono idee, e quindi questo è sicuramente decisamente un simbolo forte delle difficoltà che stiamo vivendo tutti in tutti i settori. Credo di potervi fare vedere anche altre immagini che sono arrivate, che appunto riguardano sempre la sanificazione del centro di Padova. La vediamo assieme, i famosi portici padovani, eccoli qua. Anche qui la sanificazione sta procedendo con gli addetti che appunto fanno un lavoro molto intenso sempre in piazzetta Pedrocchi, come abbiamo visto adesso. Allora sentiamo quali sono le tempistiche secondo il Premier Giuseppe Conte nella... Sì, adesso lasciamo il tempo, vediamo solo... Allora, sì, no, si tratta di TV Premier Tempi, sto dando le... Vediamo solo se sono questioni di, scusate, tecniche tra noi e la regia, che ci stiamo dando indicazioni a seguire. Ditemi voi cosa è pronto, che io... Ditemi voi cosa è pronto, per me va bene qualsiasi... Commissario c'è, benissimo. Allora, il termine del commissario è un punto importante che il Premier ha più volte sollecitato come idea. Il commissario sarà un commissario specifico proprio in direzione ospedaliera, sarà quello che dovrà cercare di ottimizzare al massimo quelle che sono le criticità che, come ben sapete, in particolar modo riguardano la rianimazione. A breve nominerò anche un commissario delegato per potenziare la risposta delle strutture ospedaliere a questa emergenza sanitaria. Sarà un commissario che avrà ampi poteri di deroga, che lavorerà per rafforzare soprattutto la produzione, la distribuzione di attrezzature per terapie intensive e subintensive. Avrà anche il potere di creare nuovi stabilimenti, di impiantare nuovi stabilimenti per la produzione di queste attrezzature e per sopperire alle carenze sin qui riscontrate. La persona che nominerò sarà il dottor Domenico Arcuri, che è amministratore delegato di Invitalia e si avvarrà di questa struttura già consolidata, già esperta nel settore industriale, si coordinerà con il dottor Borrelli e con la struttura attuale della protezione civile. Permettetemi di aprire una parentesi e di ringraziare tutte le donne e gli uomini della protezione civile e il dottor Borrelli per l'incredibile lavoro che stanno qui facendo. E voglio dirvi un'ultima cosa. Se saremo tutti a rispettare queste regole, usciremo più in fretta da questa emergenza. Il Paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi, della responsabilità di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli, grandi sacrifici per tutta la durata di questa emergenza. Siamo parte di una medesima comunità. Ogni individuo si sta giovando dei propri, ma anche degli altrui sacrifici. Questa è la forza del nostro Paese. Una comunità di individui, come direbbe Norbert Elias. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Allora, la BCE ha appena deciso, è proprio un flash d'agenzia, quindi cerchiamo di interpretarlo assieme, è arrivato in questo momento, di alzare il QE, lo vedete qua nell'ANSA, si tratta del quantitative easing, ossia 120 miliardi di euro per il 2020. Questo è proprio un flash d'agenzia. Cosa significa? Significa che nonostante il famoso
trigger, quello che aveva inventato, possiamo dire così, il governatore Draghi nel momento della crisi greca e successiva del rischio della crisi italiana degli anni scorsi, appunto l'acquisto di titoli di Stato da parte della Banca Centrale Europea. Questo per aiutare le economie che dovessero appunto emettere dei titoli di Stato, come dovrà ovviamente fare tutta l'Europa, ma in particolare l'Italia, per ottenere soldi freschi da poter utilizzare, da immettere nel circuito, sia per gli acquisti del materiale sanitario per far funzionare la macchina sanitaria, sia per tenere in piedi economia da un lato e famiglia dall'altra. Quindi la Banca Centrale Europea ha alzato questo quantitative easing, ovvero 120 miliardi di euro verranno messi in campo dalla Banca Centrale Europea, questo per acquistare debito pubblico dei singoli stati. In particolare è ovvio, ma questo l'aveva detto anche la commissaria von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea, che appunto sarebbero state fatte delle misure eccezionali da parte dell'Europa per immettere il più possibile gli stati in difficoltà, e in particolare ha specificato ovviamente l'Italia, in possibilità di appunto intervenire e poter dare una risposta, una prima risposta, perché il problema sarà di lunga data, alle esigenze. Solamente con il Premier Conte, solamente con il decreto che ha firmato ieri, ha messo 25 miliardi di euro sul piatto per la prima emergenza. Sono una cifra enorme, ma la cifra è ovviamente molto, molto bassa rispetto alla voragine che si è aperta e che si deve per forza aprire per tenere in piedi il Paese, a cominciare dall'emergenza sanitaria. Detto questo, appunto, l'Europa si muove anche in questa direzione con maggiore flessibilità e con una cosa che insomma ci si poteva aspettare, come no, che non ci si sarebbe aspettato se non non fosse partita questa emergenza, ovvero il quantitative easing. Chiedo solo alla regia se posso mandare quel contributo di Conte per i tempi. Perfetto, eccolo. È importante essere consapevoli che abbiamo cominciato da poco a cambiare le nostre abitudini. L'effetto di questo nostro grande sforzo potremo vederlo solo tra poche settimane, un paio di settimane. Nessuno quindi deve pensare che già domani, nei prossimi giorni, potremo misurare l'impatto di queste misure. Per avere un riscontro effettivo dovremo attendere quindi un paio, come dicevo, di settimane, e questo è molto importante. Quindi lo voglio dire, se i numeri dovessero continuare a crescere, cosa niente affatto improbabile, non significa che dovremo affrettarci a varare nuove misure. Non dobbiamo fare una corsa cieca verso il baratro, dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Venga qualsiasi iniziativa privata che possa aiutare tutti a dare un senso comune a questo difficile momento, di stringerci assieme, di avere, naturalmente dal punto di vista metaforico, non sia mai, e di avere insomma una forza comune per andare avanti. Per esempio c'è un'iniziativa di una famiglia di Sant'Angelo a Treviso, una mamma con 4 bambini cerca di dare un'iniezione di fiducia, questo attraverso un semplice lenzuolo, e questo insomma è una piccola storia di voglia di darsi una mano, non la mano, ma una mano. Buongiorno. Buongiorno. Ci teniamo a distanza. Giusto, di 1 metro almeno. Ho visto che ha messo fuori, perché? Il cartello, sì, abbiamo messo ieri uno striscione con i bambini, ci siamo un po' divertiti a creare questo messaggio di speranza, un po' per intrattenerli e un po' per diffondere un messaggio positivo. Ecco, visto che anche un po' nei social, ho visto che anche altri hanno aderito a questa iniziativa, mi sembra bella anche per i bambini, intendo. Vedo che si è messa anche una margherita sull'orecchio. Sì, mio figlio non mi ero neanche resa conto. L'hanno trovata in giardino, si può stare in giardino solamente, per cui
l'ha trovata e me l'ha portata. Cercate di essere positivi, insomma. Assolutamente sì. Lei cosa ha raccontato ai bambini di questa storia? Cioè come la stanno vivendo e soprattutto come state cercando di spiegargliela? Beh, sicuramente abbiamo detto la verità, per quanto possa essere possibile, nel senso che effettivamente i bambini capiscono da bambini. E, da un lato abbiamo anche utilizzato i vari social, le varie vignette o comunque i video interessanti che c'erano per bambini e cerchiamo giorno per giorno anche di intrattenerli in qualche modo. Giusto questa mattina abbiamo pensato ad una pagina Facebook che se vuole nel frattempo io resto in famiglia per così promuovere iniziative di intrattenimento per i bambini. Ecco. Senta, ma quanto ci sta cambiando la vita? Lei si sarebbe mai immaginata di rimanere così tanto tempo con i suoi figli? Assolutamente, assolutamente. Da un lato è davvero impegnativo e difficile, perché io di figli ne ho 4, per cui ognuno con la didattica online sta cercando di andare avanti e per cui insomma non è per niente semplice. E mai ci saremmo immaginati una cosa di questo tipo. Senta, qui si prova veramente quanto è difficile fare i genitori? Assolutamente. Come si fa per riuscire a convincere i figli, soprattutto quelli che diventano adolescenti, a non saltare il cancello e andare in giro? Non è semplice, però credo che i messaggi stiano arrivando da vari fronti. Abbiamo fatto vedere i messaggi che arrivano, quelli proprio del ministro, di Zaia e anche del sindaco stesso che si sta prodigando molto e ieri abbiamo fatto vedere un messaggio molto incisivo e semplice allo stesso tempo, per cui hanno capito. Quindi insomma stanno imparando. Stanno imparando, sì. E noi impariamo a fare i genitori? Ci proviamo. Senta, allora, qual è il messaggio che da cittadina vuole lanciare a tutti i cittadini del Veneto e d'Italia? Il messaggio sicuramente è: stiamo a casa, stiamo in famiglia, godiamoci questa famiglia che abbiamo e approfittiamone per fare cose che anche non avremmo mai fatto. E poi, come ha scritto? Sicuramente andrà tutto bene. Come andrà? Andrà tutto bene! Grazie. Andrà tutto bene. Adesso tra un po' sentiamo invece il sindaco di Ponte delle Alpi nel prossimo servizio che arriva dalla redazione di Treviso, quindi per ovviamente in questo caso il bellunese, ma andiamo a vedere la decisione è quella che stanno prendendo un po' tutti, quella lì è quella dei parchi. Diamo un'occhiata però se ci sono altre novità. Ricordiamo qual è la sintesi di cosa ha raccontato Vaia. Sì, anch'io scusate, sto impazzendo. Allora, di cosa ha raccontato Zaia? Ha raccontato Zaia nella conferenza per quanto riguarda il problema delle mascherine. Le mascherine arriveranno, ma arriveranno con il contagocce perché ci sono ovviamente problemi non solo di produzione in Italia, che produce come sapete pochissimo, anche se si sta cercando di aumentare, ma anche problemi di approvvigionamento dall'estero, perché praticamente gli stati se le stanno letteralmente prendendo l'uno con l'altro e gli stati hanno delle difficoltà, tutti gli stati, non solo l'Italia, ad approvvigionarsi di queste mascherine. Poi ha ricordato che non sono solamente 1318 i veneti contagiati, perché 1318 sono i veneti visti positivi al test del coronavirus, ma ovviamente il test ne sono stati fatti 22.000, stiamo parlando di una popolazione di oltre 4 milioni di persone e quindi stiamo parlando di statistica. Statisticamente è ovvio che i veneti contagiati sono molti e molti di più. Lui l'ha detto perché la risposta era: diamo una risposta rispetto a quanto ci è stato detto dal punto di vista
della comunicazione. Io ho detto, se non state a casa rischiamo di avere 2 milioni di veneti contagiati. Mi è stato detto, ma come mai sono solo 1300? Ho detto no, non sono solo 1300 i veneti contagiati. Poi dopo la pubblicità tocchiamo gli altri punti che appunto ha visto Zaia, poi sentiremo il sindaco di Ponte delle Alpi che dice chiuderemo i parchi, abbiamo già chiuso i parchi, insomma una serie di notizie che vanno da quelle diciamo macro molto grandi come quelle che sta affrontando il Presidente Zaia, quelle piccole che devono affrontare tutti i singoli sindaci. Ora la pausa pubblicitaria.